TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Martedì sera un incendio alla storica chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma grazie al pronto intervento di alcuni volenterosi cittadini il peggio è stato evitato. Intorno alle 19:30, infatti, un principio d'incendio ha coinvolto la chiesetta del 400 gestita dal gruppo per San Giorgio e se non fosse stato per gli avventori del vicino bar, oggi la storia sarebbe ben diversa. Quanto accaduto ieri sera è un episodio davvero sconcertante, commenta il sindaco di San Polo di Piave Nicola Fantuzzi. Se si è trattato di una bravata è stata di pessimo gusto, se invece è stato un atto deliberato lo condanniamo con fermezza. E alle ore 17:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Biagi a Montebelluna per l'incendio di un furgone. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a estinguere l'incendio evitando che lo stesso si propagasse agli elementi vicini. Sul posto presente anche la polizia locale di Montebelluna. E alle ore 14:45 un altro intervento dei vigili del fuoco, questa volta in via Postumia nel comune di Ponzano Veneto, a seguito dell'incendio di un impianto fotovoltaico. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale con 2 mezzi e 7 operatori, hanno provveduto ad estinguere l'incendio che si era sviluppato all'interno di un cavedio con all'interno tutti i cavi dell'impianto fotovoltaico e a mettere in sicurezza lo scenario disalimentando i vari pannelli adiacenti alla zona dell'incendio. Cambiamo argomento. A Nervesa della Battaglia proseguono i lavori di messa in sicurezza idraulica lungo via Moretti nella frazione di Sovilla. L'intervento atteso da anni dai residenti è stato avviato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale lo scorso 20 dicembre. L'opera, del valore complessivo di 110.000 euro, punta a risolvere in modo strutturale le criticità idrauliche che da decenni interessano la zona, in particolare l'interrato di un complesso condominiale purtroppo più volte finito sott'acqua in occasione di forti precipitazioni. E in questi giorni è stato anche già affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per un nuovo intervento tra via Monsignor della Casa e la località di Sant'Andrea, tra le aree più colpite dall'alluvione del settembre 2024. L'importo stanziato per quest'opera è di 230.000 euro e si prevede l'avvio dei lavori entro la fine del 2025. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.